Il fiume Stella è il più importante fiume di risorgiva della regione Friuli-Venezia Giulia e per le sue caratteristiche, la purezza delle acque e la rigogliosità dell'ambiente che lo circonda, viene considerato tra i più interessanti d'Italia ed Europa. Questo meraviglioso fiume trae origine da un fenomeno naturale molto particolare, rappresentato dall'affioramento delle acque sotterranee, che arrivano in superficie attraverso centinaia di olle e la formazione di un intricato sistema di ruscelli palustri che si aprono a ventaglio negli ambiti territoriali ricompresi nei comuni di Codroipo, Varmo, Bertiolo, Talmassons, Rivignano e Pocenia. La confluenza di quasi tutti questi rii avviene nel breve tratto tra Sterpo e Flambruzzo, dove il fiume localmente viene chiamato Stella Piccolo, per poi assumere poco più a valle, in prossimità di Aris, la denominazione di Stella Grande. La bellezza di questi ambiti, con il pullulare delle acque risorgenti, le suggestive anse, i meandri, le morte, la vegetazione rigogliosa ed imponente, la ricchezza di fauna e di flora rispettosamente conservata grazie alla sensibilità delle genti locali, concorrono a dare al fiume Stella un fascino tutto suo, particolare, unico ed esclusivo. Il suo percorso si snoda per circa 25-30 km, attraversando la bassa pianura friulana fino a raggiungere la laguna di Marano, dove contribuisce con l'acqua dolce della sua foce al mantenimento dei delicati equilibri naturalistici della laguna stessa e della importante oasi faunistica, per infine innestarsi nel canale navigabile che porta alla darsena di Lignano Sabbiadoro. I due poli estremi del territorio sono geograficamente individuabili. A nord con Villa Manin di Passariano, in comune di Codroipo. A sud con Lignano Sabbiadoro. Partiamo da Codroipo, in frazione Passariano, per farsi gli occhi a Villa Manin. Proseguiamo per Bertiolo. Attraversiamo il capoluogo e scopriremo uno tra i più tradizionali paesi contadini della zona delle risorgive. Verso Lonca incontreremo il santuario della Beata Vergine di Screncis. Scendiamo a Sterpo, una minuscola frazione di Bertiolo, con la fontana al centro della piazza. La torre esterna alla Cinta Castellana, con l'affresco raffigurante Santa Filomena, e il paesaggio di Sterpo. Ci spostiamo a Varmo. Attraversiamo il centro. Ammiriamo Villa Giacomini. Ed ecco Romance, una simpatica frazione lambita da rogge e ruscelli risorgivi di rara limpidezza. Sulla piazza di Talmassons potremo ammirare uno dei frequenti monumenti ai caduti della guerra 15-18. A Flambro, in comune di Talmassons, scopriremo l'ultimo ponticello con l'indicazione Fiume Stella,
più a monte non ci saranno altre tracce del nostro fiume. Sempre a Flambro, la villa Savorgnan Sidoti. Una breve sosta in Flumignano, frazione di Talmassons, per ammirare il maestoso esemplare di platano al centro della piazza. A Rivignano attraversiamo il viale centrale, che si apre ad ampli spazi urbani con interessanti edifici architettonici quali il Palazzo Municipale e l'attiguo Duomo. Proseguiamo per la frazione di Aris, dove possiamo immergerci nel verde di un'area attrezzata e mantenuta in perfetto ordine dai giovani della locale associazione, con destinazione aperta ed indirizzata ad una fruizione spontanea, individuale e collettiva. Ammiriamo Villa Otellio, a guardia del fiume Stella, ed immaginiamo la vita nel castello intorno al XIV secolo. Sul portale sinistro della chiesa di Aris scopriamo l'immagine di San Zeno, vescovo, protettore e patrono d'Italia dei pescatori di acqua dolce. Ciò testimonia l'esistenza, nei tempi, di una comunità locale di pescatori sullo Stella. Interessantissimo il vecchio mulino a pale, ristrutturato in proprio dalla famiglia De Ecker, che ha concesso ospitalità alla sede dell'associazione Amici dello Stella. Gli ambiti naturalistici della zona di Aris, Flambruzzo e Sivigliano costituiscono il cuore dello Stella ed è da questo punto che la sua conformazione e portata assumono la struttura definitiva, attraverso i lussureggianti boschi di querce, frassini e ontani che lo accompagnano nel tratto intermedio tra i territori di Teor e Pocenia. Da Aris proseguiamo per Teor, altro comune dalle vocazioni agricole. Incontriamo i vigneti di Chiarmacis e ci soffermiamo nella storica cantina di Comisso Susin a gustare un buon bicchiere di vino locale. Scendiamo a Rivarotta ed approdiamo nel porticciolo dell'albergo Ristoro al Donatore. A Pocenia ci soffermiamo sulla piazza per dissetarci alla fontana. Proseguiamo per la frazione di Torsa, per portarci a Paradiso, ad ammirare la villa padronale Caratti Fraccarolli. Il monumento storico sulla piazzetta che fu teatro dell'ultima carica dei cavalleggeri mentre si era appena conclusa la Grande Guerra del 15-18. E la vecchia osteria al Paradiso.
Palazzolo dello Stella, con la casa di Attila e la sua pieve. I monumenti e i ponti sul fiume sono la premessa all'inizio del terzo tratto ambientale del fiume, quello terminale degli 8-10 chilometri che mancano per arrivare alla foce. Lo scorrere delle acque è molto lento e maestoso. La vegetazione risente delle variazioni di livello, anche se modeste, che si hanno per effetto della marea. La casa del Marinaretto, in frazione Piancada di Palazzolo dello Stella, si affaccia sul fiume. Continuiamo il nostro viaggio per approdare a Precenicco. Lo storico fabbricato del Canevon richiama l'attenzione ed invita ad una sosta per ammirarne la caratteristica struttura architettonica. Il viaggio verso Lignano ci porta a Titiano, con il percorso natura realizzato dal comune di Precenicco, le maestose morte del fiume che lambiscono la chiesetta di Santa Maria della Neve, costruita dai cavalieri teutonici nel lontano secolo XIII. Ed infine la foce del fiume Stella, con i caratteristici casoni in canna palustre dei maranesi, l'oasi avifaunistica, il canale navigabile, che attraverso la laguna porta a Lignano Sabbiadoro. Lignano, il più attrezzato e prestigioso centro balneare della nostra regione, con la sua darsena, la dorata spiaggia di Sabbiadoro e la Grande Pineta, che si estende fino alla foce del fiume Tagliamento. «584 è il numero ufficiale degli iscritti all'8ª edizione di Canoe sullo Stella, un lunghissimo serpente colorato che in una calda domenica di agosto ha eletto in modo inequivocabile l'appuntamento dello Stella tra le maggiori manifestazioni turistiche italiane. Ciò che ha fatto capire già dal mattino che questa sarebbe stata un'edizione senza precedenti è stata la straordinaria presenza di canoisti nel tratto alto del fiume, quello che unisce Sterpo ad Aris. In oltre 200 si sono dati appuntamento nell'agristella di Sterpo, cuore delle risorgive.
Con tutta tranquillità hanno scaricato i carrelli, preparato le canoe, ritirato i numeri. Due consigli su come impugnare la pagaia o cosa portarsi in canoa e poi via, alla scoperta dello Stella. L'avventura inizia tra le strette anse ed i tunnel naturali del Tratto Alto, un sinuoso budello nel verde che non ha nulla da invidiare alla foresta tropicale. Le canoe sono le uniche imbarcazioni che vi possono penetrare. Minimo pescaggio, facilità nelle manovre e propulsione assolutamente silenziosa ne fanno il mezzo ideale per visitare questo paradiso, nel pieno rispetto della natura e dei suoi abitanti. Affascinati dall'incanto dei luoghi, tutti presi dal piacere dell'avventura, i nostri canoisti non potevano certo prevedere un'accoglienza così calorosa come quella offerta dalla frasca da Pippo a Flambruzzo, meritato premio alla fine del tratto di fiume più selvaggio. Il profumo delle salsicce e dei polli alla griglia ha raggiunto il fiume. Ai primi arrivati non resta che superare la sorpresa, sbarcare e sedersi a tavola.
I continui arrivi dei canoisti non spaventano certo l'organizzazione. C'è da mangiare per tutti. L'allegria non manca, il tempo scorre veloce. C'è chi ha deciso di schiacciare un pisolino, complici le ricche libagioni, e chi si prepara a modo suo alla discesa. Magari con un brindisi per festeggiare una domenica ricca di amicizia e di emozioni. Ad Aris, nel pomeriggio, al via della manifestazione turistica che ha fatto seguito al percorso naturalistico, ai 200 canoisti partiti da Sterpo se ne aggiungono altri 300. Un grande colpo d'occhio e un vero record di partecipanti. C'è di tutto, dai canoisti improvvisati per l'occasione agli agonisti famosi. Dalle famiglie al completo sulle canoe indiane ai vecchi pagaiatori che paiono usciti da un libro di Jack London. Un arcobaleno di colori e una gran festa di voci. La tromba del mitico Gengis Khan, al secolo Arcangelo Pirovano, dà il via all'8ª edizione di Canoe sullo Stella. E via, tutti insieme in allegria, nel tratto medio da Aris a Rivarotta. Una leggera corrente aiuta la discesa delle canoe. Nelle anse ci si ferma a riprendere fiato, a tentare qualche acrobazia. Già all'inizio del percorso c'è chi si ferma a scambiare 4 chiacchiere.
Veramente una grande giornata, all'insegna della natura, dell'amicizia e naturalmente della canoa. Senza preoccupazioni agonistiche, con il solo desiderio di godersi uno dei più bei fiumi risorgivi italiani. Il tempo per fermarsi a gradire un buon bicchiere di vino c'è sempre. I rifornimenti da terra non mancano. Curiosi e sostenitori affollano simpaticamente le rive del fiume. I gusci di resina intanto scivolano veloci sulla corrente. Gli imprevisti non mancano, ma tutto si risolve con un bagno fuori programma e una bella risata. Alle mini rapide di Driolassa il brivido è assicurato, l'avventura è servita. Più di un canoista l'indomani non sfuggirà alla tentazione di raccontarlo agli amici.
Questa edizione ha raccolto canoisti da tutta l'Italia del Nord: Verona, Mantova, Ferrara, Casalmaggiore, San Donà di Piave, Venezia e naturalmente da tutta la regione: Udine, Gorizia, Pordenone, Sacile, Trieste, Monfalcone, Lignano, Spilimbergo, San Giorgio di Nogaro. All'appello c'erano anche gli amici della vicina Slovenia, canoisti di Nova Gorica e Capodistria. La famiglia della canoa cresce sempre di più. Ogni anno nascono nuovi gruppi e le ragioni non mancano: il contatto con la natura, il desiderio di mantenersi in forma, di praticare uno sport ecologico al 100%, il costo dell'attrezzatura alla portata di tutte le tasche e ancora il piacere di stare assieme e vivere piccole avventure. Questi e molti altri sono i motivi del suo successo. Da Rivarotta parte l'ultima frazione di canoisti alla volta di Precenicco. Tra gli altri ben 50 giovani provenienti dalla Slovenia. Siedono sulle loro canoe olimpiche, instabili certo, ma più veloci di quelle fluviali. La compagnia è ora al completo. Quale migliore occasione per gli spettatori che ammirare tante canoe così diverse in una volta sola? Quella indiana ha 3 o più posti, quella da slalom o da discesa, da acrobazia o da mare, quella classica fluviale e l'olimpica, singola o a 2 posti. Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Il ponte di Palazzolo annuncia che mancano ancora solo poche pagaiate per l'arrivo a Precenicco. Le ultime e le più faticose. Qui l'acqua è proprio ferma. Finalmente il folto pubblico sul ponte di legno annuncia che siamo arrivati a Precenicco.
Ad accompagnare le ultime fatiche dei protagonisti di questa grande giornata sono venuti da Venezia i vogatori della Bucintoro, la voga alla veneta che tanto seguito ha nella regata storica. Gli arrivi continuano per diverso tempo. La massa della partenza è ora diluita, ma non lo è certo la gioia di aver passato una grande giornata. Naturalmente si finisce a tavola, non prima di aver recuperato i mezzi con la navetta predisposta dall'organizzazione e aver caricato le canoe sui carrelli. Impeccabile l'organizzazione di questa ottava edizione. Oltre un centinaio di persone si sono impegnate per far sì che tutto andasse nel migliore dei modi e che tutti ne serbassero un bel ricordo. Il lancio del pallone dà inizio alla partita di canoa polo. E si sa, per noi italiani, quando c'è di mezzo il pallone, la manifestazione si conclude ancora una volta con una grande festa sul fiume.
Il Comitato delle Manifestazioni Locali di Precenicco, come al solito, è straordinariamente efficiente nel soddisfare gastronomicamente l'onda d'urto dei 600 canoisti e delle migliaia di simpatizzanti e sostenitori che per l'occasione affluiscono a Precenicco. Sul palco delle premiazioni, il presidente degli Amici dello Stella, Giovanni Faleschini, intrattiene i concorrenti, ospiti ed autorità che puntualmente partecipano alla consegna dei trofei, degli attestati e dei riconoscimenti sportivi, in questa manifestazione che vuole essere occasione di promozione ed avvicinamento all'attività canoistica, amatoriale ed agonistica. Il messaggio finale che l'Associazione Amici dello Stella desidera far giungere a tutti coloro che si apprestano a visitare ed a fruire di queste stupende risorse si può riassumere in un caloroso invito al rispettoso utilizzo della natura, mediante un intenso contatto con tutte le realtà e le occasioni che, così numerose e diversamente interessanti, sono sempre a disposizione di tutti. Il calore e la grande ospitalità delle genti rivierasche locali continuerà, come sempre, a superare ogni migliore aspettativa in quanti, e ci si augura siano sempre più numerosi, frequenteranno il fiume Stella per conoscerlo, goderlo, rispettarlo e tramandarlo alle future generazioni, almeno così com'è, con tutto l'entusiasmo e la grande passione che abbiamo voluto dedicargli con questa iniziativa.